Elisa Zaninello è partita in corsia 1 rappresentativa Gymnasium, in 2 Aurora Andrighetto Veneto Banca, in 3 Silvia Moretto Gabbiano, in 4 Vittoria Grotto Veneto Banca, in 5 Martina Marin stile libero, Chiara Gattagrisa stile libero in 6, Sara Minel Nottoli nuoto in 7, Giulia Casciaro Vissauro in 8. Tanto i finalisti del 200 stile libero maschile, categoria ragazze, l'abbiamo già ricordata la classifica, con Pravato, Cielo, Marcotti, Rombaldoni, Groppo, Collodelli, Innocenti, Dalfarra, Anna Dalfarra 2.15 e 48 per l'ottavo tempo in finale. 200 stile libero categoria ragazzi, primo anno, Michele Malijevic, Sebastiano Previero, Pier Giulio Bressan, Alberto Camilotto, Victor Sandro, Angelo Pallaro, Federico Negri e Dylan Bonacurio. Andiamo a vedere le finaliste juniores solo al termine di questa gara, dove sarà completo il parco atlete, con Vittoria Grotto, pluricampionessa italiana giovanile, che sta facendo il passo e l'andatura in questa batteria conclusiva. La numero 5, il miglior tempo della Zarpellon, nuotato nella serie precedente, 2.06.59. Per la Grotto anche la nazionale giovanile in Coppa Komen, 3 finali, 200, 400 e 800, 2.04.43 per lei. Dunque la vittoria della batteria e il miglior tempo delle qualificazioni, a un passo dal primato di Jasmine Agnoletto di specialità.